Siamo con il professor Carlo Bagnoli, innovazione dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Parliamo di questo progetto innovazione che porta a sconfiggere la crisi. Sì, ormai l'innovazione è il driver principale per uscire da questa crisi e su questo non ci sono dubbi. Il problema è tentare di capire quale tipologia di innovazione, quindi solo tecnologica o anche strategica, cioè relativamente ai modelli di business. Noi crediamo che entrambe vadano perseguite, il progetto Innovare ha proprio questa finalità, cercare di aiutare da un punto di vista anche culturale i nostri imprenditori a sviluppare nuovi modelli di business che siano coerenti con il contesto competitivo attuale. Quali sono gli esiti fondamentali di questo progetto? Gli esiti fondamentali sono quelli di sviluppare un nuovo modello di sviluppo imprenditoriale. Abbiamo tutte le nostre imprese sono bravissime nel rispondere a quelle che sono le richieste dei clienti o a rispondere alle azioni dei competitor. Purtroppo, per fortuna, in questo momento devono passare da aziende di risposta ad aziende di proposta. Significa fare nuove proposte di valore, significa sostanzialmente non tentare di ritagliarsi una posizione all'interno di mercati consolidati, ma di creare nuovi mercati. Noi stiamo analizzando le imprese che sono riuscite a farlo in questi ultimi anni per tentare di creare degli esempi da imitare per le altre, in qualche modo, imprese venete. Qualche numero emerso dallo studio? Noi ne abbiamo 400.000 partite IVA, 40.000 grosso modo società di capitali, noi abbiamo ristretto il campione su quelle più performanti che sono 5.000, ma le imprese che sono riuscite a performare meglio in contesto di crisi rispetto a prima ne abbiamo identificate per il momento in 410, utilizzando per il momento solo dati di bilancio, quindi un numero molto basso. Noi adesso stiamo entrando all'interno di queste imprese per tentare di capire se effettivamente non siano sale bingo e quindi abbiano performato meglio cogliendo la disperazione delle persone, ma in realtà per capire quali sono i nuovi modelli di business. Un dato forse molto preoccupante è anche il fatto che con difficoltà, nonostante il progetto sia un progetto regionale, confindustriale e universitario, assieme con difficoltà le imprese ci aprono le porte, nel senso che dicono che non hanno tempo, sono inseguite, continuano a inseguire il contingente e non hanno disponibilità a in qualche modo così farsi studiare per risultare degli esempi.